Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Nel precedente appuntamento, se vi ricordate, accennavamo della possibilità della discesa di una sciabolata artica sul nostro territorio a causa dell'elevazione dell'alta pressione in pieno oceano, e questo appunto è avvenuto e si farà già sentire dal punto di vista termico nella giornata di venerdì. Infatti volevo iniziare con una mappa che fa vedere la possibile discesa delle temperature che è prevista alla volta di venerdì. Potete notare come il calo termico sia ben accentuato nel nord Italia con i colori sul blu e in modo particolare sul nord-ovest. E fatto appunto questa idea di aria fredda che entrerà, c'è da dire che si isolerà a nord delle Alpi una figura di bassa pressione. Questa bassa pressione tenderà in qualche modo a disturbare il tempo anche nei giorni successivi, e direi di dare subito un'occhiata a cosa accadrà nella giornata di sabato, quando avremo tempo ancora incerto, specialmente al nord, in particolare nella mattinata di sabato, anche nella Campania, nella Puglia e nella Basilicata. Al nord la quota neve si potrà anche avvicinare ai 1000 metri in alcune aree, specialmente quelle alpine e quelle prealpine un po' più in alto. Passiamo alla volta di domenica, quando il tempo sarà destinato a migliorare. Ci saranno ancora delle precipitazioni sulle Alpi, specialmente sulle Alpi di nord-ovest, mentre sul resto del territorio il tempo sarà tranquillo. E cosa dire, appunto, vivremo un fine settimana del sapore autunnale, anche se pur fresco. Queste condizioni di tempo incerto potranno interessare anche i primissimi giorni della nuova settimana. Con ora ho concluso, auguro a voi tutti un autunnale a questo punto fine settimana, e per quanto ci riguarda, sempre se avete tempo e voglia, ci vediamo nel prossimo appuntamento.